Domenica scorsa presso lo Sport Village di Agrigento si è svolto uno stage multidisciplinare di arti marziali e un secondo memorial nel ricordo del maestro Sebastiano Canicattì, rinnovando così un appuntamento ormai di richiamo non solo per la provincia di Agrigento. Gli allievi hanno potuto godere delle lezioni di alto livello tecnico con diverse discipline marziali, quali il Jiu-Jitsu con il maestro Marco Valenti della Katayama di Agrigento, il Karate con i maestri Emanuele Di Giovanni, Giancarlo Cannas, Ivan Sciabarrasi, Calogero Di Pasquale e Giuseppe Poleri della Coniscindo di Canicattì e il Brazilian Jiu-Jitsu con il maestro Rizzo. Dopo le lezioni, le varie scuole di arti marziali hanno fatto delle dimostrazioni con i propri allievi. I maestri hanno mostrato la loro tecnica per le discipline da loro rappresentate, animando così un pubblico accorso numeroso sugli spalti che ha ricambiato con applausi e apprezzamento e grande trasporto emotivo. Al termine delle lezioni si è passati ad onorare la memoria del maestro Sebastiano Canicattì con la consegna da parte del maestro Marco Valenti, che fu suo allievo e collaboratore, una targa commemorativa alla famiglia, un breve discorso di ricordo di quello che fu un grande predicatore di sport della disciplina dello Jiu-Jitsu. Questo momento è stato segnato anche da un lungo applauso di tributo che ha commosso i presenti. Al termine della manifestazione i maestri hanno ringraziato gli allievi e il pubblico presente, concludendo questa grande giornata di sport con il saluto marziale tradizionale e con un arrivederci alla prossima edizione. Questo evento ha dato dimostrazione a tutto il territorio agrigentino e non solo come sia fattibile attraverso lo sport veicolare messaggi di grandi valori etici e morali.